Bertozzi, la Tiratella Signori, c'era Nicolai Boni, Babenghini, Lenè, Gori, Greatti, Riva. Cagliari punti 43, Internazionale 39, Juventus 38. E ora ancora il Bari all'attacco, che il terzino sinistro si è spinto sulla destra, ha cercato di indirizzare verso Fara, sul quale però ha recuperato prontamente Nenè. Da questi in appoggio di piatto destro verso Domenghini, che si avvia verso la fascia centrale del campo, poi di esterno destro apre su Gori, spostato nell'occasione all'ala destra, ha davanti a sé lo stopper barese, cerca di superarlo in dribbling, entra in aria, scocca il tiro e rete di Bobo Gori, un fendente in diagonale da destra a sinistra dopo aver superato in bellezza il proprio guardiano, e cioè lo stopper biancorosso Spini. Il centravanti del Cagliari ha scagliato con violenza a rete di destro, battendo Spalazzi nell'angolo alla sinistra del portiere ospite. 2-0 per il Cagliari, mentre mancano ormai poco più di 30 secondi alla conclusione di questa partita, che si avvia a consacrare campione d'Italia la squadra diretta da Manlio Scopigno. L'allenatore della squadra, Manlio Scopigno, è stato l'uomo che ha saputo amalgamare e condurre la squadra al massimo traguardo nazionale. Con lui va ricordato Ugo Conti, che ha guidato i giocatori durante la ben nota squalifica di Scopigno. Enrico Albertosi, portiere, ha 31 anni e da 2 stagioni nel Cagliari fa parte dell'elenco dei 40 azzurri per il Messico. Mario Martiradonna, terzino destro, ha quasi 32 anni e milita nel Cagliari dalla stagione 62-63, è un giocatore molto combattivo e tenace. Geraldo Mancin, terzino sinistro, la scorsa stagione aveva conquistato lo scudetto con la Fiorentina. Ha giocato soltanto 7 partite, sostituendo Zignoli o altri. Pierluigi Cera, mediano destro, è solitamente capitano della squadra. Ha 30 anni e farà senz'altro parte della comitiva azzurra in Messico. Ha ricoperto spesso il ruolo di libero. Comunardo Nicolai, stopper, ha 24 anni e mezzo ed è il più giovane titolare del Cagliari. È anche lui inserito nella lista dei 40 azzurrabili. De Servaglio Claudio Olindo, alias Nenè, mediano mezzala, 29 anni, è l'unico straniero del Cagliari, è uno dei punti di forza del centrocampo. Angelo Domenghini, alla destra, ha 29 anni ed è la sua prima stagione con la maglia rosso-blu. Come Albertosi e Gori ha disputato tutti gli incontri di campionato siglando 7 reti, è nazionale. Mario Bruniera, mezzala, ha poco più di 24 anni ed è stato inserito nei 40 azzurrabili, in possesso di grandi mezzi tecnici. Sergio Gori ha 24 anni, centravanti di manovra e anche lui fa parte dei 40 selezionati per il Messico. Quest'anno ha segnato 5 gol. Ricciotti Greatti, mezzala, 30 anni e mezzo. Con Cera, Nenè e Domenghini costituisce uno degli uomini chiave del centrocampo. Luigi Riva, ala sinistra, ha 25 anni e mezzo, goleador della squadra. Guida la classifica dei cannonieri con 19 gol. A questi 11 atleti che vi abbiamo presentato sono aggiunti coloro che oggi non erano in campo ma che hanno giocato durante il campionato. I difensori Zignoli, lo sfortunato Tomasini, vittima di un grave incidente, Poli, qui in panchina, e l'attaccante Anastasio. Questi dunque sono gli uomini che hanno portato il Cagliari alla conquista del primo scudetto. 6 giugno 1954. Pochissimi sportivi, forse soltanto di Busto Ostizio e di Cagliari, ricordano quella data. Ma per Sardi e Bustocchi fu un giorno importante, soprattutto per i sardi, che per la prima volta nella loro storia calcistica avevano la possibilità di arrivare, con il Cagliari, in Serie A. Pro Patria e i Cagliari disputarono infatti quel giorno lo spareggio per la promozione nella massima serie. Non fu una partita fortunata per i sardi, che persero per 2-0 e quindi dovettero rimandare le loro ambizioni di promozione. Allora non c'erano i vari Riva, Greatti, Cera e Nenè, però la squadra era più sarda, diciamo così. Infatti, anche se non sempre, giocarono quell'anno un portiere nato proprio a Cagliari, Suris, e 2 attaccanti, Sanna e Savigny, il primo di Sassari e il secondo di Calangianus. A parte queste considerazioni di carattere regionale, il Cagliari non riuscì quindi a conquistare la promozione in A quel 6 giugno 1954. Ci vollero ancora 10 anni prima di arrivare all'ambitissimo traguardo.
10 giugno 1964, penultima giornata del campionato di Serie B. A Udine i sardi affrontano la squadra locale in una partita chiave per entrambi. I cagliaritani mirano la promozione, gli udinesi a non retrocedere in C. L'Udinese gioca ancora col Selmosson, altrimenti detto Raggio di Luna, che a 33 anni riesce a risultare il migliore in campo. E dal piede di Selmosson parte il tiro che porta in vantaggio l'Udinese. Se i bianconeri avevano Selmosson, i sardi allineavano nel loro filo un ventenne lombardo con la dinamite nel piede sinistro ed efficacissimo nel gioco di testa, Gigi Riva, giunto in quella stagione al Cagliari dal Legnano. Ed è proprio quel giovane pressoché sconosciuto a siglare il gol del pareggio, un gol che vale la promozione in A, poiché dà ai sardi la matematica certezza di aver raggiunto l'obiettivo fallito 10 anni prima a Roma. Cagliari si presenta nell'elite del calcio nazionale. Ovviamente non può avere ancora grandi ambizioni e il suo cammino iniziale è deludente. Alla fine del girone di andata è penultimo, ma a conclusione del torneo occupa il 9° posto, totalizzando ben 25 punti nelle 17 partite di ritorno. Nell'ultima giornata vince questo incontro con il Milan per 2-1, togliendo ai rossoneri qualsiasi speranza di vincere lo scudetto. Campionato 65-66. Incomincia per il Cagliari quel periodo di mezza classifica che caratterizzerà 3 sue stagioni. Forse nei giocatori e negli stessi dirigenti non sono ancora ben definite le possibilità della squadra né le ambizioni. Vivere tranquillamente, evitando cioè la retrocessione, sembra l'obiettivo principale. La squadra finisce all'11° posto. Il suo canoniere Gigi Riva segna 11 gol. Un solo giocatore del Cagliari figura nei 22 che partecipano ai mondiali d'Inghilterra, Rizzo. Riva viene portato dalla federazione soltanto come turista. Torneo 66-67. È l'annata di Gigi Riva. L'ala sinistra segna qualcosa come 18 gol in 23 partite. Poi un grave incidente nel corso dell'incontro Italia-Portogallo toglie al Cagliari e al campionato l'uomo di maggiore spicco. La squadra sarda finisce al 6° posto, ma Riva vince ugualmente la classifica dei canonieri. Un bel record per un giocatore costretto a disertare ben 11 incontri. Campionato 67-68. Siamo sempre in clima di transizione. La squadra non è ancora una grande protagonista del torneo, ma nemmeno soffre di preoccupazioni, tanto più che Riva, sfumate le perplessità sul suo recupero dopo l'incidente in azzurro, torna a segnare. La squadra è compatta, offre un gioco piacevole, certamente tra i migliori che si possono vedere sui nostri campi, e conclude la stagione al 9° posto. Sia per l'impressione che nei giocatori e nei dirigenti abbia fatto notevoli progressi con la coscienza della propria forza che mancava nelle precedenti stagioni. E la conferma viene l'anno dopo. La stagione 68-69 porta decisamente alla ribalta il Cagliari. Ormai non è più una squadra che gioca per divertirsi e per divertire, ma è un complesso che mira in alto al traguardo massimo, lo scudetto. Alla fine del girone di andata è primo in classifica. Il titolo di campioni d'inverno è nuovo per i sardi e così nascono nuovi problemi, soprattutto psicologici. Tutto sommato la squadra non è ancora pronta per i grandi voli. Campionato 69-70. Il sogno del Cagliari della Sardegna si avvera. Lo scudetto arriva a 2 giornate dal termine del torneo. È il 12 aprile 1970. Sul terreno dell'Ansicola contro il Bari, i giocatori sardi conquistano i 2 punti decisivi. I gol di Riva e di Gori concludono un ciclo, quello che poteva iniziare il 6 giugno 1954, ma che il destino aveva rimandato di 10 anni. Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Inizia la serie dei collegamenti per il solo primo tempo. A voi Firenze. Fiorentina 2, Juventus 0, a voi Cagliari. Il Cagliari ha segnato il gol che lo ha portato in vantaggio nuovamente con Riva. Si impenna Riva in rovesciata e rete. Super Chipala ma perde la palla, Riva recupera e segna. Tiro e rete. 1-0 per il Cagliari al secondo minuto della ripresa dei Brescia. Parte il tiro, parato di Albertosi ha parato e subito vediamo che l'arbitro Modello fa ripetere il calcio di rigore. C'è nessuna novità tra Tito e Veritte che sono... Attenzione per cortesia, studio, attenzione studio. Sì, va bene a me, riparla? Dunque, in questo momento l'arbitro Modello ha segnato un calcio di rigore al Cagliari. Rincorsa di Riva, tiro, parato di Antonino, ma il pallone entra in rete.
Partirà bella signori, c'era Nicolai Boni, Bovenghini, Lenè, Gori, Greotti, Riva,